Questo viaggio è stato assurdo, è stato veramente pazzesco. E ieri mi sono svegliato e ho detto quello di venerdì sarà l'ultimo episodio. Quindi la domanda è: il vlog finisce qua? It's me, Samu! Buongiorno raga, buongiorno, bentornati a un nuovo episodio del Samu's Vlog. Stiamo andando all'Leicester Square perché devo incontrare un cliente che devo fare un sopralluogo per traslo. Poi andiamo in ufficio e poi di sera devo andare dall'altra parte di Londra a Shepherd's Bush per un cliente di media invece. Una giornata bella piena, come sempre del resto. E sta piovendo, no, sta piovigginando. Sapete che a Londra fa quella pioggia che non piove? Non so come spiegarvelo, ma è così. Ok, il primo sopralluogo per traslo è proprio qua, quindi ci vediamo dopo. Ok, abbiamo preso la metro, ora siamo al nord di Londra, siamo ad Highbury, dove abbiamo l'ufficio. Devo fare giusto 2-3 ore in ufficio e poi prendere la metro e andare a Shepherd's Bush. Per chi mi ha chiesto su Instagram, sì, c'è freddo. Attenzione, il ritorno della vlogocamera. Sì, ma da molto che non sei nel vlog. Ho appena fatto un'esultanza. Che esultanza hai fatto? Hai prenotato il lavoro? Ho prenotato il lavoro da buon milanista, ho fatto l'esultanza alla pianta. Perché il Milan ha comprato piante. Ok, finito in ufficio, andiamo dall'altra parte di Londra. Raga, è venerdì, sto andando al parco vicino a casa perché vi devo parlare di una cosa molto importante. Ok raga, allora da dove iniziare? Avete visto il titolo? Allora, 2 anni fa, mancano pochi giorni al 1° febbraio e il 1° febbraio del 2017 ho iniziato questo viaggio, ho iniziato questo percorso perché volevo appunto documentare il mio percorso imprenditoriale. È stato un viaggio incredibile, questo vlog mi ha permesso di conoscere tantissime bellissime persone. Ho aperto It Media proprio grazie a questo vlog, ho conosciuto tante persone, anche Fabio Cordella, Fabrizio Miccoli e persone con cui ora lavoro, con cui collaboro. E questo viaggio è stato assurdo, è stato veramente pazzesco. Quindi la domanda è: il vlog finisce qua? Sono trascorsi 2 anni, immaginatevi 2 anni, ogni settimana ho pubblicato un episodio, ho saltato solamente una settimana. Ho sempre detto continuerò questo fin quando sentirò di volerlo fare, sentirò di essere motivato, sentirò di avere sia l'energia ma soprattutto la creatività di avere sempre qualche nuova idea. E ieri mi sono svegliato e ho detto ok, è arrivato il momento di cambiare qualcosa. Ho detto quello di venerdì sarà l'ultimo episodio, però non è così, o meglio, prima di tutto stamattina è stato l'ultimo episodio di colazione da Samu, non ho detto niente perché ho fatto 33 episodi senza saltare neanche un giorno ed è un format fighissimo che riproporrò, quindi abbiamo finito con la prima serie. Sono accorto però che ho bisogno prima di tutto di tempo perché devo assolutamente inseguire il mio obiettivo, che è quello che mi sono prefissato per il 2019, e soprattutto ci sono tanti diversi format che voglio creare e quindi arrivo al secondo punto. Il Samu's Vlog finisce qua? No, non finisce qua. Ciò che termina è l'appuntamento del venerdì, nel senso che non voglio più sentirmi legato dal dover creare un episodio tutti i venerdì, però allo stesso tempo voglio continuare a documentare il viaggio. E c'è anche un'altra cosa, non voglio che arrivi il venerdì, non voglio che sia una cosa forzata quella del venerdì. Quindi no, assolutamente no, non finisce qua il Samu's Vlog. Anzi, ci sono un sacco di nuovi format che voglio creare e voglio proprio questa libertà da non avere solamente un appuntamento a settimana o comunque per forza al venerdì. Ad esempio fra qualche settimana devo andare a Cannes a Losanna, sia per It Media che per i vini di Fabio Cordella, e lì vorrei tirare fuori 800 episodi e non voglio essere legato a un episodio a settimana. Ho sempre un sacco di voglia di raccontarvi sia di traslo che di It Media, quindi no, non finisce qua il Samu's Vlog. Dovete solo assicurarvi di sì iscrivervi al canale, ma soprattutto attivare la campanella su YouTube, perché così sarete avvisati ogni volta che ci sarà un nuovo episodio, perché ci potranno essere episodi di lunedì, ci potranno essere 3 episodi a settimana, magari non ci saranno episodi per 3 settimane di fila. Sento che comunque l'appuntamento del venerdì è stato un viaggio fighissimo e
voglio come sempre ringraziare davvero tutti quelli che sono saliti a bordo e che ci sono e che continueranno soprattutto a esserci, a seguirmi col nuovo format. Iscrivetevi, attivate la campanella, e so che questo episodio era un episodio molto chiacchierato e altro, e voglio appunto che gli episodi d'ora in poi siano un po' più creativi e soprattutto sia libero di montarlo, di studiarlo, di pensarlo, di fare qualcosa di forte come voi vi meritate. Grazie a tutti, grazie a tutti. Ciò che non cambierà forse è la frase finale. È venerdì, quindi uscite, divertitevi, uscite con i vostri amici, non bevete troppo, fate quello che volete come al solito, e noi ci vediamo al prossimo episodio che sarà... boh, vediamo. Buon weekend raga, buona...